Vuoi essere ben chiatas con Gnovis. Sempre più donne la zona zale pal Friul Vignese Giulie che con Vinars può essere iesi fissate per la settimana cuven. Fondamentali numers che fasi insegnare però anche un chiaro aumento dai casi di positivi se ricoveras parametri che vengono inchiappati in considerazione del governo per assegnare la zona gialla. Insieme al Friuli Vignese Giulia anche la provincia di Bolzano e Varese passà a Zale. I prince restringimenti sicuri saranno anche dall'obbligo di doprare la mascaruta anche fuori al biarte, il numero massimo di 4 persone per tavole sentate dai ristoranti, di capire quale che sarà la capienza massima fissata per teatri, cines e stadis. Il pericolo che però ha porre il presidente della regione Massimiliano Federica e che dopo si può passare in zone naranzone che queste invece dal parteressa limitazione sta spostamento alla proibizione della fuori via Palagnotte e a Sierra lis attivitas. E sono 313 lis novis infezioni saltati sfurta gli ultimi 24 ore in Friuli Vignese Giulia di Covid a fronte di 6.278 tampons molecolari e 25.196 test svelti antigenics, 4 morti, una femmina di 80 anni, 3 omps di 90, 89 e 64 anni, duci di Trieste. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, invece di pazienti in che altri reparsi e sono 160 vot. L'arcivescovo di Udin, Andrea Bruno Mazzocato, ha il risultato positivo al coronavirus. Buon signor Mazzocato, che ha fatto la doppia dose di vaccine, non ha avuto sintomi fuori di una forte stracche e penne è venuto fuori l'esito dal tampone, è stato isolato. L'ultimo impegno pubblico dal vescovo è stata la celebrazione della messa in domo per la coldirette sabide di sera. E di son pericolo per la popolazione dopo il drammatico fuoco all'ex Bertolini di Mosse. Di mattina nella prefettura di Gorizia è stato un incontro tra la sindachessa di Mosse, Emanuela Russiana, e il prefetto Ricciardi, l'assessore regionale Scocimaro Restans, dall'ARPA. Le operazioni per distruggere il fuoco e sono anche in vore dopo che per tutte le notte le fiamme siano brusate per ore di passe, 4.000 tonnellate di scovacci si ingrumati in maniera illegale dentro le vecchie fabbriche. La regione si è chiamata all'impegno di spostare appena possibile gli scovacci che sono restati. È un incidente sul lavoro brutto a Fossalte di Puerto, un zovino europeo all'estate stricciate dalle mulette, calere da ora manovra in un cantiere all'estate inchiastrato sotto, l'operario all'estate su Curut, dal personale, dall'elicottero sanitario, dagli infermieri di un'ambulanza, dai pompieri di Puerto e di Guarte, sul posto anche i carabinieri e ispettori da lavoro. È un incidente stradale sulla guardia delle A4 dal Tocchio in Frissistiane, alla barriera dall'Iserti in direzione di Vignesi a Trussassi. Sono stati 3 camions che hanno completamente ribloccato la strada. Di fortuna in tale incidente nessuno dei 3 conducenti è restato ferito. La strada però è rimasta sierrata per il tocco per permettere l'operazione di disbraltare i camions. È un maxi sequestri di bulbis di Papavar a Ugovizze, dove la polizia di confini di Tarvis ha chiatato fuori una chiame di 45 kg di botte, 35.000 plantis sequestrate che in Austria si può vendere liberamente, ma che sono improbidis in Italia e loro russi di fatto le associate alla produzione di droghe, tant che l'eroina. Un automobilista di nazionalità indiana, Aliere Yusdaura, tornato dall'Austria e col baul della macchina plen di plantis secchiadis, l'ompale è stata arrestata e la macchina è stata sequestrata. È un salvataggio particolare che è succeduto non sere a Gorizia bandis di via Garzaroli a opere dai pompiers, clamato dalla Inte che lista d'onde. I pompiers hanno chiatato un picciolors di quasi 35 kg rimpinato su per un arbol. Alla fine dell'intervento, anche un po' più difficile, perché non era la macchina con la stiala impegnata a mosse col fuoco dai scovacci, il picciolors, ma chiaramente riscaturita, le sta data in consegna alla forestale che come sono da ora a Ciri, la Mari.
Cinci pulmins dalla ditte Tondo di Lecce al centro degli polemichis per problemi dei servizi di trasporto dei studenti in purtroppo comune dalla regione sono stati sequestrati dalla polizia di Pordenone, la sezione di polizia stradale, di fatti controllati i veicoli della ditte che per il momento sono fersi tal pol intermodale anche a tasche sono senza assicurazione, senza la regolare revisione periodica obbligatoria. L'azienda di Lecce verrà di pagare una multa di 850 euro per ogni pulmin e di torna a metterli a norme il prima possibile. E scominceranno i prins dall'anno cuveni lavori in tune dagli croseri più pericolosi di Udine che ieri via Lumigna e via Selvuzis, una zona dove sono stati nevore di incidenza anche grivis. Non sconte in dei dettagli si lavora e al di fa e il vice sindaco di Udine Loris Michelini. Le rotatorie di vie Selvuzis con via Lumignà e via Gonas verranno fatte all'inizio del prossimo anno perché viene approvato il progetto definitivo. Al costo complessivo è 600.000 euro, però dopo di lavoro sono 480. Venire fatte queste rotatorie spostando l'asse di collegamento di via Lumignà 15 metri più via Sovest, in modo tale che al venfur dal sottopasso non si chiate direttamente le strade e quindi non rischia l'incidente. Le rotatorie permetterà di non avere due stop, ma al giro delle rotatorie. E su queste rotatorie farà in girare anche il percorso ciclopedonale che collega via Lumignà con Chiargnà. E vie libere dalla Zonte di Udine a Teleton in programma è Prince di dicembre, ma la realizzazione della gara di 24 ore di corse per solidarietà e anche per le decisioni su eventuali restrizioni anti-Covid che bessi di chiappà il governo, come conosconte l'assessore Maurizio Fran, sentenlo. Il 4 e il 5 di dicembre ho deliberato il svolgimento delle manifestazioni di Teleton. Anche quest'anno però sono un po' preoccupato perché così anche in piena pandemia, nonostante che però calcolate le finalità che ha che manifestazione di tirasso obesi che dopo vengono destinate per curare le malattie rare, si augura che saranno le condizioni in cui dati lì per poter fare che manifestazione che si svolgerà in un percorso che va di Piazza Premai fino sotto la Chiesa delle Grazie e comunque un percorso ridotto con una partecipazione che sarà in parte in presenza e in parte con modalità a distanza e quindi quando avremo qualche notizia un po' più accurata sulla situazione potremo insieme alle organizzazioni decidere come venire a svolgere l'edizione 2021. E anche per Usgnotta le dot grazie devono ascoltare, si vede domani sera, mandi.